Amici bellini, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati ad un'altra vigilia. Ma i rumori non penso di farcela, no? Fatemi entrare perché sennò... Come vi avevo anticipato, lasciate il like lo stesso, perché si vede bene, la luce naturale comunque fa i suoi miracoli. Lasciate il like, vi iscrivete al canale se vi va, se siete nuovi, perché se uno guarda questo video e già mi conosce, se non si è iscritto prima non si iscrive neanche adesso. I nuovi, benvenuto nuovo, che magari ti è venuto un pochino di curiosità, ma fammi vedere il suo Frosinone, e quindi dobbiamo fare, non vi posso far vedere le immagini della cosa, ma è facile intuire quella che sarà la formazione del Napoli contro il Frosinone. Abbiamo schiaffi da toglierci da faccia, schiaffi che fanno ancora male onestamente a me, perché questa stagione si poteva salvare con una Coppa Italia, però le coppette non vi interessano, se non vi interessano non vi deve interessare nemmeno la Conference, nemmeno l'Europa League e nemmeno la Champions, niente vi deve interessare, e invece no. Poi a fine video vi dico una cosa su Superga, perché pare che vabbè, i tifosi della Juve Torino tra adesso stanno giocando, quindi mi direte com'è finita nei commenti. Torino perde sempre con la Juve, sono 10 anni, non lo so quanti anni sono che sembra che stendono il tappeto rosso quando fanno il derby, mai stati problematici per la Juve. Vabbè, pensando ai fatti nostri, che è importante, il report dell'allenamento di oggi ci porta a sciatalgia per Juan Jesus. Di conseguenza, visto che avevo già un minimo dubbio, no? Prima fa palestra, poi rientra in gruppo, poi sciatalgia. Anche se non ci fosse stata la notizia della sciatalgia, ieri ne abbiamo parlato anche in live per chi c'era, e insomma sapevate che tende Calzona secondo me a utilizzare sempre gli stessi 11. Questa è una cosa che insomma può piacere o meno, però si fida di un gruppo ben definito, come faceva anche Sarri e come faceva anche Spalletti alla fine. E quindi ho pensato, se ha recuperato gioca Juan Jesus, ma la sciatalgia ci impone di pensare che non ci sarà e che quindi dobbiamo inventarci il suo sostituto, e quindi tra Nathan e Østigård. Ragionavo sul fatto che il Frosinone dovrebbe schierare Khedira, che è un ragazzo alto, che il colpo di testa ce l'ha, quindi quando noi pensiamo colpo di testa, vi ricordate Juric, dice fai giocare Østigård, eccetera, eccetera. Andando poi a vedere le specifiche anche proprio dell'altezza dei ragazzi, questo cito da Wikipedia, a volte sono sbagliate, però se sono corrette, Khedira è 1,87 e Nathan è 1,88, Østigård è 1,80, è bravissimo nell'elevazione, c'ha senso del tempo, è come Cannavaro, no? Cannavaro non era altissimo, però di testa le prendeva sempre lui in anticipo. Quindi Khedira e Nathan, anche come fisicità, proprio come struttura fisica, sono molto simili. Quindi immagino Nathan, perché avrebbe più senso anche vederlo per sfizio, perché Østigård secondo me è già più venduto che altro. Quindi io chiedo a Calzona, mi fai vedere Nathan come si comporta con Khedira, poi magari Khedira agirà nella zona di Rachmani, visto che dovrebbero giocare con una punta, poi alle spalle dovrebbero agire 2 trequartisti. Fantacalcio portava Sule e Brescianini, quindi dobbiamo stare attenti alle mezze aree, agli spazi, gli half space come dicono quelli bravi. Però facile da immaginare Meret, tra l'altro Caprile ha fatto un'altra parata con respinta centrale. È bravo Caprile, ragazzi, però quello che mi piace di Caprile è più la sua personalità, che è uno che gioca con la testa alta, eccetera, eccetera. Con le parate, secondo me, stiamo lì con Meret, onestamente. Però, se Caprile mi dimostra che ha più coraggio nelle uscite alte, oggi, per esempio, per fare quella para poteva uscire prima, però vedremo la situazione portieri. Meret in porta, Di Lorenzo, non ci sono dubbi. Rachmani, Nathan, dico io, Mario Rui perché Olivera è squalificato, Olivera è infortunato, quello che è squalificato è Ngonghe,
E quindi a centrocampo, Anghissà dopo la partita ci ha dimostrato perché Anghissà parte sempre da titolare, perché ha il potenziale di una grande partita, quindi Anghissà Lobotka finché non si infortunano giocano loro. E credo anche che Zielinski, che è stato poi tirato fuori dalla partita, non lo troviamo affaticato e magari il gol lo ha anche revitalizzato un pochino. E quindi Zielinski, perché devi avere un po' di qualità là in mezzo, non puoi... Traoré quella qualità te la potrebbe anche dare, non ai livelli di Zielinski, ma non ho capito se fisicamente ha avuto un redown dopo, capito, che una seconda mini preparazione, tutte quelle storie con Mazzarri. Quindi io immagino Zielinski a centrocampo e in attacco, visto che non c'è Ngong, che un po' stava prendendo i favori di Calzona, ritroviamo Politano, anche lui gran gol, gli devi far giocare questi qua che vengono da quei gol straordinari, stanno magari un po' più in fiducia degli altri, provano la giocata, ecco, provare la giocata, e quindi Politano, Osimhen e Kvara, penso che ce la giochiamo alla grande, perché non è una partita proibitiva, ma il Frosinone è in una zona di classifica molto pericolosa. Sono stato contento onestamente della vittoria del Lecce, proprio perché noi rischiamo di perdere tantissime squadre del sud e del centro-sud, almeno il Lecce potrebbe farcela a salvarsi. Salutiamo la Salernitana, e poi c'è il Sassuolo e il Frosinone, quindi in teoria mi dispiace dover inguaiare ancora di più il Frosinone, che si era comportato molto bene a inizio stagione, poi si è perso, però a morte tu, vita mia, eccetera eccetera. A proposito di Mors, sfioro l'argomento perché non ci sta niente da dire, cioè la notizia è che gli ultraidrughi della Juventus sono andati a Superga, striscione, con la zebra che infilza il toro, eccetera eccetera. Non è nemmeno commentabile una notizia del genere, e credo che vada anche oltre quelli che sono i principi degli ultra in generale. Qualcuno che magari conosce gli ultra o qualche ultra che lei, ma è una cosa normale poi andare nello specifico di certe tragedie che vanno al di là del calcio, e certe tragedie hanno sempre di solito unito tifoserie anche di diversi colori. Voi per dire no, perché Torino siamo solo noi, proprio Torino voi non siete, la Juventus, proprio Torino, proprio no, Torino è Granata, e voi siete in tutto il resto dell'Italia, proprio a Torino no, ma come vedete è Acerbi, e poi il topo sventolato, ma adesso così, e quell'altro. Vedete che è una deriva che sta aumentando esponenzialmente. Cioè, se prima succedeva una volta ogni mese, così, ogni giorno, ogni volta che c'è un'occasione, o anche quando non c'è, cioè anche quando il Napoli per esempio non gioca, riescono a infilarci dentro, con Lazza che decide di fare voi siete napoletani, e aggiungiamo un'altra incomprensibile di un basso livello, di una bassezza, una biechi, proprio non mi vengono i termini giusti in italiano per descrivere quanto sia squallido. Ecco, è squallido quello che si sono filati di fare. La Juventus, devo dire, ha condannato la cosa sui social, ed è giusto, ed è bello, ed è importante, però è una deriva che non... Oramai è tutto sdoganato, tutti possono fare tutto, nessuno si prende le responsabilità, rivendicano anche l'atto perché ci siamo stati noi, ma in curva poi finiranno di nuovo. Mettiamo una multina alla Juventus, magari per responsabilità oggettiva, o multate, cominciamo a dare i daspo seriamente e si levano il vizio, perché questa storia che nel calcio tutto è concesso, tutto è possibile, tutto è goliardia e tutto va bene, onestamente ha stufato, e rischiamo di diventare il campionato turco, cose turche, perché il campionato turco state seguendo cose, ne succede una al giorno, col Fenerbahce che vuole uscire dal campionato. L'Italia rischia, padre tempo mi darà ragione, l'Italia rischia di diventare il nuovo campionato turco. Abbiamo la Premier, abbiamo la Spagna che è interessante, può diventare interessante anche la Germania che non vince sempre la stessa, poi la Francia,
credetemi, andiamo dietro la Francia e andremo dietro anche altri campionati, magari il campionato olandese sarà più bello. Attenzione Italia, stai facendo una brutta fine, e se poi prendono piede anche i campionati, quelli là strani, Superlega, Mondiale del Club, tutte queste cose dove poi si incastrano più soldi che calcio vero, l'Italia scompare, e altro che giocatori non vedono l'ora di venire, no, i giocatori non vedono l'ora di andarsene, credetemi, perché la carriera è breve, quindi attenzione. Parentesi finale, per quelli che sono arrivati fino alla fine, sempre la paperella, perché bisogna insistere, non sarà sempre la paperella, però what the duck, che cosa mi dice Luis Alberto, che afferma: no, io l'anno prossimo non faccio parte del progetto, ho già chiesto alla società di liberarmi a zero, e poi ci aggiunge la frase che dovrebbe far breccia sui tifosi: non voglio prendere più una lira dalla Lazio, così possono spendere i soldi del mio ingaggio su altri giocatori. Ne, Kumba, tu ti sei fatto rinnovare e mo te ne volessi andare a zero con spogliatoio che... La Lazio è l'unica squadra che secondo me ha situazione simile a Napoli, anche sovrapponibile per il tipo di presidente che c'ha, perché con Lotito... Però Lotito è tosto, se tu fai queste cose qua... Io ricordo la situazione di Pandev, credo che lo fece anche con Zarate, non ricordo con Caicedo, con chi altro. Lotito va allo scontro, ti mette in panchina e buonanotte, e ti lascia così e ti paga, però l'idea che tu te ne vuoi andare a zero e non fai prendere nessun soldo alla squadra. Non pensate a Luis Alberto, che fa 32 anni a settembre. Lo so, ma voi volete Luis Alberto, scrivetemi nelle cose che volete Luis Alberto. Io dico che non è operazione da Napoli, però mi piacerebbe.